Hope e Lady hanno fatto la loro parte, abbaiando a più non posso, il sistema di allarmi, telecamere e tutto il resto. Sono le 18:40 in via Pantiere in questa elegante bifamiliare quando l'allarme entra in funzione. Io e mia moglie eravamo via quando abbiamo ricevuto una telefonata da una vicina di casa che ci diceva appunto che avevamo l'allarme che stava suonando. In casa al momento c'è solo il figlio Andrea che sta dormendo. Ho sentito l'allarme scattare, i cani che hanno cominciato a fare una confusione tale da proprio da svegliarmi, da quasi crearmi un po' di ansia, no? Un po' di paura. Sono appunto sceso, cautamente, giustamente, sono andato dalla finestra, ho guardato fuori e praticamente ho visto sti due uomini incappucciati nei campi che stavano guardando qualcosa, evidentemente stavano buttando l'occhio sulla casa, lì con le pile, non so. A vedere i due uomini incappucciati è anche papà Gianluigi, che nel frattempo si è collegato tramite cellulare al sofisticato sistema di sorveglianza. Sul telefonino quindi vede quasi tutto in diretta, immagini che non possiamo mostrare nel dettaglio perché è a disposizione dei carabinieri. Abbiamo provato a guardare con i cellulari le telecamere in remoto e guardando effettivamente ho visto l'allarme suonare. Automaticamente i miei due cani che andavano a vedere il problema qual era, che abbaiavano da matti, e cosa sconcertante ho visto appunto due persone di dietro a casa mia in giardino che stavano correndo. I ladri sono entrati in azione anche nelle case vicine, un vero e proprio raid, ma non è la prima volta. A inizio dicembre, circa un mese fa, a trovarsi davanti i ladri era stata la figlia 17enne. Ho acceso la luce, mi sono avvicinata alla porta e ho visto che loro hanno indietreggiato e poi sono rimasti un po' di tempo a guardarmi, io sono rimasta lì bloccata a guardare loro e alla fine loro se ne sono andati, hanno scavalcato presumo la rete, sono andati nei campi. Inevitabile la paura. Sembra di no, però in questi momenti quando ti capita una cosa del genere non sai cosa fare e ti blocchi proprio, il cervello si blocca e non sai veramente cosa fare.